visto gente entrare e uscire da questo condominio con modi e fari sospetti, ma proviamo a suonare a uno di quei campanelli, non sappiamo quale, ne proviamo uno a caso, ok? E vediamo chi ci risponde. Chi sei? Ci scusi, capiamo l'orario, ma stiamo facendo un'indagine. Stiamo cercando un certo signor Luca. Ma basta, Luca, no, basta, non c'è Luca qua, mi hai rotto, non c'è Luca, basta Luca. Ci scusi, arrivederci. Sì, pronto? Buonasera, è lei per caso il signor Luca? No, non sono il signor Luca, sono il paleocarinoliologo Paul Rebel, lo scienziato. Sì, ci scusi, noi abbiamo suonato a un campanello e... Sbagliato, naturalmente. Sì, scusi. Cercavamo il signor Luca, lei lo conosce, forse abita... Luca, se noi prendiamo la tratta della Lufthansa che parte da Venezia e che tende poi con scalo a passare per Berlino per poi andare come strada proprio il meridiano... Ok, grazie, arrivederci, grazie. Pronto? Strano, scusi, noi abbiamo suonato a un altro campanello. Ascolta, ti che te parlare HB, ma il Deo non sai che te funziona, guarda che te sono sbagliato, che qua che si sente che lavoro a mattina, Ci scusiamo di disturbarla, ma siamo sicuri che lei non conosce il signor Luca? Nessun Luca qua, guarda, non so campanello, ma forse anche a condominio te sbagliato, perché qua è pieno di panecchi. Ci può dire che gente abita in questo condominio? Guarda, sa stare un via vai, fumai, crede a tutto, lui sa neanche a dove andare, ma cosa stavo a parlare qua? Devo andare in letto, dai, muovi avanti, anda Ci scusi ancora, buonasera. Sì, ancora lei, sì. È caduta la linea prima, no? Non capivo sì, infatti sì, scusi. Appunto, le stavo spiegando. No, ma lei conosce... Se noi prendiamo quindi la tratta della Lufthansa che con scalo a Berlino va seguendo il meridiano di Greenwich e quindi tende verso le Gran Canarie, noi troviamo quindi un clima molto differente che è l'equatore, però è molto simile a quello dei Caraibi, vi dicendo. Comunque, non ci interessa, mi scusi, lì è volta la testa in modo scientifico, però arrivederci, salve. Gradi che... Pronto? Ci scusi, signora. Sì, ci scusi dell'orario, ma forse l'abbiamo disturbata. Ma chi è? Stiamo facendo una ricerca, ci scusi. Ecco. Sì. Sì, ecco, ci scusi, noi stiamo cercando il signor Luca. Guardi, scusi, ma non ho molto capito, se per piacere mi può... Capiamo che lei è l'orario, lei è forse un po' stanca, vero? Mi stavo rilassando, diciamo. Perfetto, ecco. Luca indossa di solito un cappello strano, l'ha mai visto in questo palazzo? Luca, abita qui, sì. Ecco, perfetto. Ci può indicare l'appartamento? Dovrebbe essere. Allora, noi qui... qui siamo al terzo? Non lo so. Lei ha schiacciato il campanello? Sì, qui siamo al terzo. Allora credo Luca dovrebbe essere... Però più su, ora penso che lei deve prendere l'ascensore oppure fare le scale perché l'ascensore un po'... Se lo sa... Senti, fa 2 rampe, 3 rampe, 4 rampe, poi c'è un corridoio, poi vedrà... Oh no, e poi? Una luce. No, ma... Mi scusi, se lo sa, per cortesia non vogliamo disturbarla oltre, ma se ci indica, insomma, questo signor... va bene, sì, grazie, arrivederci, sì, buonasera, grazie. Pronto? Oh signor... Oh, ancora lei, sì, infatti, le stavo chiedendo. Quindi se noi prendiamo uno scienziato come me, che gira la testa sempre con un fare molto scientifico, cercavamo il signor Luca. Hasta ora. Sì, ma abita... Pare ora, no, calma. Stai attento, il gas sbagliato il campaneo, ok? Il gas sbagliato, va bene? Ok. Buonanotte, ciao. Scusi, può indicarci il campanello giusto? Perché c'è... Chi è scritto? Luca?
C'è scritto Luca su tutti i campanelli però. No, stiamo calmi. Luca esegue il suo. Luca e qualcos'altro sarà stato il campanelli, non lo so. Va bene, la ringraziamo. Sì, ciao, notte. Chi è? Sì, buonasera signora. Sì? No, buonasera, stiamo cercando il signor Luca, abita in questo appartamento. Il signor Luca è un tipo strano. Porta sempre dei complicati, abita lì, insomma. Ti chiami Luca? No, non credo. Quindi lei può dirci dove abita il signor Luca? Io posso darle l'elenco completo e i dati anche delle persone che abitano qui all'interno del nostro stato. Vado un attimo a prenderlo, è di là, è dietro il calendario, come dovete aspettare un po' di tempo, devo spostare sto macigno e prendere questo foglietto perché mi è caduto sotto. Un attimo, prego. Bene, prego, l'aspettiamo volentieri, faccia pure con comodo, stia attento a non farsi del male. Ecco, finalmente abbiamo forse l'appartamento del signor... Signor Rebel! No! Cosa succede? Signor Rebel! Signora, ci scusi. Edoardo, sei tu ti? No. Edoardo, ascolta che anche la Fernanda con la sbossega. Sonta che anche il Dompido là, come si chiamano, non mi ricordo più. Senti che roba, Fernanda, vomito. Signora, stiamo cercando il signor Luca. Edoardo, ascolta, in farmacia, allora le mie pastiglie per la pressione e per la Fernanda per la sbossega. Sì, non sono Va bene? Edoardo. Ascolta, anche le pese per il ministro. Può dirci se abita lì il signor Luca? Chi? Il Luca. Edoardo, anche un po' di carne mi serve e anche il crack e il yogurt. Va bene. Se te vai qua sotto la bottega, va bene? Non si preoccupi signora, Che? Sì, non si preoccupi, arrivederla. La margarina. Ce lo siamo scritto, non si preoccupi. Fernanda, tutto bene? Buon, posto. Ci dispiace per Fernanda, arrivederci. Edoardo, ascolta. Ehi! Sì. Oh! Edoardo! ¿Qué quieres? Ci scusi, sa indicarci se questa è l'abitazione del signor Luca? Luca chi? Luca Tiengo. Diego che Batardo! Chi è? Sì, ci scusi tanto, è un'informazione. Sì. Cosa vuole? No, stiamo cercando il signor Luca. Luca? Sì, Luca, abita qui in questo palazzo. Luca? No, se lo conosce ha di solito un copricapo particolare. Ah, sì, Luca! Sì, Luca, esatto. Allora, Luca... Sì. L'appartamento, il numero... Abita, Ma cosa volete voi da me? L'appartamento del signor Luca. Una curiosità, ma perché urlate sempre? Ma è lei che sta urlando in questo momento. Andate via! Scusi signora, buonasera, stiamo cercando il signor Luca. No, qua che è una festa, non c'è nessun Luca. No. Passa avanti, ciao moro. No, feste qua, niente Luca. Ok, non c'è Luca che tegna qua. Festa via. Forse nella vostra festa conoscete uno che si chiama Luca lì, da voi? Luca? Sì. Luca! Oh, Luca. Non seguito, non c'è nessun Luca qua. Assa sta. Moro è stato a Sanremo anche. A Sanremo? Che sporo. È famoso Luca. No, altra festa che femo. Cioè, c'avevo i VIP, per dire gli altri. Ciao, ma chi che voi? Sì. Ma di chi sei tu? Rai? No, siamo... Sì. Rai 5. Città? Sono sicuro non ti si deode. Non sono di Ma perché non entri? ma insomma, noi premiamo dei campanelli diversi, lei viene sempre fuori. Si può spiegare questo incredibile fenomeno? Ma siete sicuro di essere arrivato sul paese giusto, no? Capisco mica, amico. A questo punto ci chiediamo, ma dove siamo? Questo è Premaore? Ceseo? Ceseo? Questo reganta! Ci hanno aperto, qualcuno ha aperto il cancello. Ebbene, noi adesso entriamo, però aspettiamo domani mattina perché temiamo per la nostra incolumità, quindi attenderemo all'interno del viale.